Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Pazza primavera, bagnamare a Catania con temperature che sfiorano i 30 gradi, una parentesi però destinata a non durare. Caos e referti, l'ira di Schifani, chiedo scusa, ritardi gravi e inaccettabili, risultati positivi il 5% degli esami, circa 160 pazienti che hanno scoperto di avere patologie gravi. Città fuori controllo da Partinico allo Zen, fiamme, sparatorie e spaccio di droga. A Catania furti con spaccate in 2 profumerie. Massa in bilico sull'autostrada Messina-Catania, domani chiuso il tratto tra Rocco Lumere e Tremestieri. Il quotidiano La Sicilia compie 80 anni, il direttore Piraneo, siamo gli occhi e le orecchie dei cittadini. Gli auguri del presidente Mattarella, informazione libera e autorevole. Calcio, sarà la febbre per il derby Messina-Catania di domani al Franco Scoglio. I rossazzurri a caccia di punti play-off. Nell'anticipo di Serie B il Palermo subisce l'ennesima rimonta, bordate di fischi al Barbera. Anticipo d'estate in Sicilia con temperature che sfiorano i 30 gradi e subito c'è chi ne approfitta per un tuffo fuori stagione. Emanuela Corsi. È un'Italia spaccata in 2 sul fronte meteo, con maltempo e nubifragi al centro-nord e caldo estivo al sud. Proprio la Sicilia è interessata da un'eccezionale ondata di calore proveniente dall'Africa, con temperature massime tipiche del mese di giugno. Qui siamo a Catania, nel borgo marinaro di San Giovanni Licuti, dove sembra un pomeriggio estivo e non di metà marzo. Troppo caldo, bello, finalmente ci stava una bellissima giornata di questa. Dopo una settimana di acqua, pioggia, vento. Anomala, molto anomala. Infatti io solitamente il primo bagno l'ho fatto prima di maggio, il 25 d'aprile. Quest'anno ho anticipato moltissimo. Molto caldo. Oggi è un dia caldissimo. Fino a ieri sera c'erano 11 gradi, adesso ce ne sono 25 e sto squagliando praticamente. Gli esperti lo avevano annunciato che nel fine settimana il termometro avrebbe segnato anche 30-31 gradi e allora via cappotti e maglioni per indossare t-shirt e costumi da bagno. Abbigliamento estivo. Sì, c'è troppo caldo, oggi facevano 25 gradi, per forza si doveva andare a mare. Com'è stato questo tuffo? Bellissimo, molto rigenerante. Una parentesi estiva che non sarà destinata a durare molto. Già da lunedì ci sarà un calo delle temperature e martedì potrebbero tornare le piogge sul versante ionico e tirrenico. Del resto, si sa, marzo è un mese pazzerello. Vabbè, casomai stringiamo i denti e aspettiamo la vera estate. E veniamo adesso alle notizie di cronaca e di politica. Partiamo dallo scandalo dei ritardi nei referti istologici con migliaia di arretrati all'ASP di Trapani. Schifani chiede scusa e dice non deve più accadere. Tonino De Mana. Fatti del genere non possono più verificarsi in Sicilia e io credo non si sono mai verificati nemmeno nel paese. Non possiamo consentirlo, né lo consentiremo. Il governatore Schifani non le manda a dire e punta il dito contro l'ASP di Trapani, finita nella bufera per i gravi ritardi nell'accertamento degli esami istologici. Con il passare delle ore si allarga a macchia d'olio lo scandalo e i numeri fanno tremare. La percentuale di dati vettrini positivi è il 5% di quelli tutti refertati, quindi andiamo sui 160-170 casi positivi. Si stanno raggiungendo in queste ore le famiglie per informarle di questi esiti in maniera tale che si accelerino immediatamente i processi di terapia naturalmente. La vicenda dei referti istologici lumaca si complica di giorno in giorno, mentre la procura di Marsala e quella di Palermo hanno aperto indagini per far luce sulla gestione dell'emergenza e sulle responsabilità amministrative. Sulla vicenda arrivano anche le scuse del governatore. Io mi sento di volermi nella qualità di scusarmi nei confronti di quei familiari, quelle persone che in questi momenti stanno ricevendo i referti positivi purtroppo sulle loro patologie. La sanità siciliana piomba ancora nella bufera e la sensazione che presto arriveranno pesanti provvedimenti. Sparatorie, spaccio di droga, rapine a Partinico come a Palermo. La situazione è fuori controllo. Marco Gullà.
Controllo del territorio, probabilmente per la vendita di droga, intimidazioni e minacce. Partinico, in provincia di Palermo, 3 auto sono state danneggiate da colpi d'arma da fuoco la scorsa notte in via Ezio Tarantelli. Le auto danneggiate sono una Yaris, una Fiat Punto e una Citroen C3. Lo vediamo dalle immagini. I fori dei proiettili rappresentano un atto di minaccia, parabrezza infranti. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri della compagnia per risalire ai motivi dell'intimidazione che ha scosso l'intera cittadina, da Partinico allo Zen di Palermo, dove da giorni si susseguono episodi di ritorsioni e minacce. Ieri un altro ferito, un ragazzo di 28 anni, si è presentato al pronto soccorso di Villa Sofia con una lesione alla gamba destra, accompagnato dal compagno della madre che risiederebbe tra i padiglioni del quartiere. È già il secondo ferito che nel giro di qualche giorno raggiunge l'ospedale vicino allo Zen per farsi medicare. Una faida che continua, il tutto potrebbe essere legato al controllo delle scommesse clandestine, un affare da milioni di euro per Cosa Nostra. Dopo gli arresti dei giorni scorsi, la mancanza dei vecchi punti di riferimento avrebbe scatenato la lotta per accaparrarsi il controllo di quello che viene considerato il secondo mercato più importante dopo il traffico degli stupefacenti. E poi auto bruciate, colpi d'arma da fuoco, Palermo e provincia ribollono per lo smercio di droga e del gioco online. E ancora furti con una Fiat Punto scura. I ladri hanno sfondato la vetrina del bar Jerry in via Gaetano Costa, all'imbocco della statale Palermo Sciacca, di fronte al carcere Pagliarelli. I malviventi hanno portato via le casse e numerose stecche di sigarette. E non va certo meglio a Catania, dove si moltiplicano i casi di spaccate e gli assalti con l'auto per sfondare i negozi. Il servizio. È una tecnica ormai consolidata. L'auto in retromarcia contro la vetrina per sfondarla, entrare ed arraffare quanta più merce possibile. Questa volta però l'azione criminosa non è andata a buon fine. Un 29enne ed un 23enne sono stati arrestati dalla polizia di Catania per furto aggravato e ricettazione. Secondo l'accusa sarebbero gli autori di 2 furti con spaccata commessi il 29 dicembre del 2024 e il 1 gennaio 2025 ad un esercizio commerciale del centro storico. Nel primo caso i 2 indagati svuotano gli scaffali rubando oltre 400 flaconi di profumo per un valore complessivo di 24.000 euro. Nel secondo assalto arraffano cosmetici e i soldi presenti nel registratore di cassa, bottino 500 euro. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di risalire agli autori. Nelle rispettive abitazioni, durante una perquisizione, la polizia ha trovato indumenti compatibili con quelli indossati dai ladri durante il furto e numerosi flaconi di profumo ancora confezionati. Su richiesta della procura, il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per il 29enne ed i domiciliari per il 23enne. Corruzione nell'organizzazione di un congresso medico a Catania. Chiesta nel processo corrito abbreviato la condanna a 6 anni per l'ex rettore Basile, a 2 anni e 8 mesi per l'ex assessore comunale Barbara Mirabelle e per gli imprenditori campani Sabrina Rubeo e Eugenio Marzullo, organizzatori dell'evento. Massi in bilico sull'autostrada Messina-Catania. Domani è previsto il primo degli interventi per rimuoverli con disagi per gli automobilisti. Ok, allora andiamo avanti con le altre notizie. Per festeggiare, anzi ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo dopo con altre notizie. Ed eccoci di nuovo in studio, allora vediamo adesso il servizio sull'interruzione che riguarda domani la A18 Messina-Catania. Le autostrade siciliane non vivono certo settimane serene, soprattutto nell'ultimo periodo, in particolar modo la A18, dove sono diversi cantieri aperti che causano parecchi disagi agli automobilisti. L'ultimo contrattempo è quello scoperto al Consorzio Autostrade dopo una serie di verifiche sulle condizioni delle colline che sono vicine alle 2 carreggiate dell'autostrada nel tratto tra Roccalumera e Tremestieri.
Sopra la galleria Piano Cutini, nel comune di Scaletta, è stato rilevato un temuto cedimento che ha anche danneggiato la rete che avrebbe dovuto frenare la caduta. Così alcuni massi sono rimasti in bilico proprio a pochi centimetri alla carreggiata ed i tecnici ritengono che sia troppo pericoloso lasciarli lì. Necessari quindi una serie di interventi con l'aiuto dei rocciatori e il primo è previsto proprio per la giornata di domani, ma per effettuarlo si dovrà chiudere la circolazione autostradale in tutta la tratta tra Tremestieri e Roccalumera e non si potrà viaggiare né verso Catania né verso Messina dalle 6 del mattino alle 18. Tutto il traffico sarà spostato sulla strada statale 114, una chiusura che avverrà anche domenica prossima. A questo si aggiunge un altro disagio, quello della chiusura ormai dal 10 marzo e che durerà sino al 12 aprile, dello svincolo di Taormina in entrata verso Catania. Siamo agli occhi e le orecchie della gente, così Antonello Piranio, direttore della Sicilia alla festa per gli 80 anni del quotidiano. Desiree Ferlito. Sapere che dall'altra parte della strada ci sono delle persone che ogni mattina cercano il giornale, lo leggono, lo comprano, lo rubacchiano in ufficio, ci dà questo privilegio, ci ricorda un privilegio. Noi siamo gli occhi e le orecchie degli altri. La Sicilia è un nome che è identità di una terra che racconta e informa da 80 anni siciliani, diventando riferimento di autorevolezza. 80 anni ma non li dimostra. La Sicilia, come sottolinea il suo direttore Antonello Piranio, ha saputo mantenersi giovane e appetibile nel tempo. Questa data però vogliamo considerarla non autocelebrativa, ma celebrativa di cos'è il giornale, non per noi che lo sappiamo, ma cos'è per la gente che ci legge, per la gente che sceglie il nostro modo di fare informazione scritta online. Una testata storica che ha accompagnato la crescita e lo sviluppo del paese dal dopoguerra, raccontando con puntualità gli avvenimenti regionali e nazionali. Al direttore, all'editore, ai giornalisti, a tutti coloro che partecipano a questa impresa desidero augurare ogni successo per il loro quotidiano impegno. È il prestigioso augurio del presidente Mattarella pubblicato stamane sulla copertina della Sicilia. Mattarella ha fatto anche il saluto 10 anni fa, quindi abbiamo un doppio presidente nel nostro palmarès. Il giornale è territorio, il giornale siamo noi. Una festa per celebrare 28.000 giorni di racconti, di storie sempre in prima linea, da quel 15 marzo del 1945, quando Domenico Sanfilippo fondò la Sicilia, in un'Italia che cercava di risollevarsi dalle macerie del dopoguerra. Una storia costellata di nomi prestigiosi, affermatosi poi nel panorama nazionale del giornalismo. In Europa viste da Paolo Mieli, giornalista storico e scrittore, ospite da Cireale per il mese della cultura. Orazio Longo. I grandi salti dell'umanità hanno sempre avuto origine da pandemie. La peste di Atene, in cui morì Pericle, quella del 300, e quella manzoniana del 600. C'è sempre un rapporto tra grandi malattie e guerre, ma alla fine sono convinto che finirà bene. Giornalista, storico, scrittore, l'Enciclopedia Treccani ha inserito il termine mielismo tra i neologismi entrati nell'uso comune come modo di fare e di concepire il giornalismo di un singolare protagonista della società culturale di questi anni, Paolo Mieli. Già direttore del Corriere della Sera e conduttore di programmi di successo di divulgazione, è stato ospite da Cireale per la rassegna Il Mese della Cultura. L'occasione per parlare del suo ultimo libro, Fiamme dal passato, dalle braci del Novecento alle guerre di oggi. E per fare il punto sulla situazione europea e sul ruolo dell'Europa nel conflitto russo-ucraino. Non solo non siamo più tutelati dal principale rappresentante del patto atlantico, ma quello si è alleato col nostro nemico e quindi pensi cosa sarebbe successo se negli anni 50 e 60 a un certo momento uno di quei presidenti, Eisenhower o lo stesso Kennedy, improvvisamente si fosse alleato con Khrushchev o Brezhnev o gli altri che ci sono stati. Lo shock per l'Europa è enorme. Pacifismo come valore supremo, afferma Mieli, che ricorda come metà della sua famiglia fu sterminata nei campi di concentramento. A preoccuparlo però nel panorama mondiale è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Perché è imprevedibile e non ha ancora usa troppe parole prima dei fatti.
E anche Catania ha risposto all'appello della mobilitazione nazionale del 15 marzo, una piazza per l'Europa con un presidio cittadino. L'appuntamento oggi pomeriggio in via Etnea per tutti coloro che non hanno potuto recarsi a Roma, sede principale dell'iniziativa, dove si sono raccolte 50.000 persone, ha detto Michele Serra, che è stato il promotore. Una chiamata all'unità del mondo civico, delle associazioni, delle forze politiche per difendere i valori della democrazia e dei diritti e per rilanciare la necessità di un'Europa che torni ad essere protagonista. Bambini ambasciatori di pace nella passeggiata che si è svolta stamattina nella Valle dei Templi di Agrigento. Sentiamo Davide Sardo. Il servizio. La Valle dei Templi di Agrigento si è trasformata in un ponte tra i popoli con la tradizionale passeggiata della pace e della fraternità. Un evento simbolico che ha visto protagonisti i gruppi folcloristici del Festival internazionale I Bambini del Mondo. Tra danze, canti e abiti tradizionali, le delegazioni provenienti da diversi paesi hanno attraversato la via sacra portando un messaggio di unità e condivisione. Oggi il festival si conclude nel migliore dei modi con tutti questi bambini che hanno invaso la Valle dei Templi per appunto portare un messaggio di pace e di concordia. I Bambini del Mondo hanno letto alcuni passi della Dichiarazione dei diritti del fanciullo dell'Unicef, poi ognuno con la propria lingua ha rivolto ai grandi della terra l'unico grido per fermare le guerre. Oltre naturalmente ai gruppi internazionali e ai gruppi locali abbiamo anche 6 scuole della provincia che hanno voluto essere qui presenti per questa passeggiata della pace. Una passeggiata per ribadire il valore della fratellanza tra i popoli partendo dai più piccoli veri ambasciatori di pace. Ci fermiamo, c'è una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva perché domani si gioca il derby Messina-Catania. Siamo al calcio, Catania pronto per il derby, domani partita in diretta su Telecolor. Marco Carli. Ripartire dal secondo tempo di Latina, soprattutto dal gran finale, quando si è visto il lavoro portato avanti che fa ultimamente chiudere le partite in crescendo. Latina è stata l'ultima delle rimonte di questa fase, condita dal sorpasso. Poi c'è stato l'ingrediente in più, il genio di Jimenez, che ha dato un po' di voglia di rischiare a tutto il gruppo. Il famoso aspetto mentale che diventa decisivo nello sport. Ecco, mentalità e qualità sono gli aspetti su cui si è battuto in settimana in casa Catania nel percorso di avvicinamento alla partita del Franco Scoglio col Messina. A volte si dice una partita come le... No, il derby è una partita a sé, dove i valori si azzerano e soprattutto queste ultime partite e soprattutto il derby ti devono far sì che devi costruire in queste partite quello che è il tuo obiettivo finale. Il tecnico recupera dal monte Anastasio e stoppa quest'ultimo rientrante dalla squalifica. Si riaffacciano anche Di Tacchio e Sturaro. Per Inglese bisognerà aspettare un po' di tempo. Possibile un remake della formula con 2 trequartisti alle spalle della punta. Innanzitutto l'atteggiamento, perché anche se parliamo di rientri, puoi essere in 13, puoi essere in 24, ma se non hai l'atteggiamento giusto, la concentrazione giusta di affrontare una partita del genere, rientro, non rientro, chi gioca o chi non gioca, sistema di gioco, non sistema di gioco, contano poco. Telecolor trasmetterà in diretta in chiaro in esclusiva la partita del Franco Scoglio, un lungo live che avrà inizio un'ora prima della gara, ampio pre-partita e poi la cronaca del match, interviste nell'intervallo e nell'immediato post-partita e poi le parole dalla zona mista. Lo spettacolo del derby è su Telecolor. E adesso vediamo come si sta preparando il Messina al derby con Sergio Colosi. Il derby con il Catania è un crocevia. Il Messina di Cava ha lanciato un messaggio: nessuna resa fino all'ultima giornata. Per una squadra che comunque vada merita applausi. Uno schiaffo morale all'immobilismo di Sciotto e Cissé, stuzzicati dall'ennesima trattativa con un gruppo americano guidato dal manager messinese Francesco Borgosano. Il capitano Davide Petrucci presenta il derby. Sì, è una partita speciale che noi riconosciamo il valore. Saranno tutte partite fondamentali per noi da qui alla fine, ma questa ci teniamo in maniera particolare. Sappiamo l'importanza
che ha sia a livello per il campionato sia per la città, per tutti quanti. Potrebbe essere un punto di svolta veramente importante e ne stiamo lavorando per portarla a casa, quindi siamo carichi e non vediamo l'ora di scendere in campo. La notizia positiva è il ritorno in porta di Krapikas, sia per il rendimento del lituano che per quanto fatto vedere da Meli. Pesa l'assenza di Crimi, meno quella di Dumbravanu, fermi l'ex Chiarella e Ingrosso, mentre Buchel e Gianfi sembrano recuperati. Siamo totalmente concentrati e quindi per noi, come ho detto prima, non esiste più magliette, stipendi, ritardi, gente che viene, gente che va. Noi vogliamo vincere, vogliamo rendere orgogliose le persone perché noi le avvertiamo il loro sostegno e ci dà carica e quindi noi vogliamo contraccambiare, è l'unico obiettivo per noi. Scalpita l'altro ex Costantino, ma Luciani si è guadagnato a Cava un'inattesa maglia da titolare. E poi c'è la sconfitta pesantissima del Palermo. Marco Gullà. Da 2-0 a 2-3, il Palermo è autolesionista e ama farsi del male da solo. Clamoroso al Barbera, dalla svolta ad una sconfitta che può ridimensionare ulteriormente la formazione rosanero. Vince la Cremonese in rimonta, una vittoria nata dopo il doppio vantaggio del Palermo e che è frutto delle defiance difensive di una squadra poco matura per potersi giocare posizioni di rilievo in classifica. Una sconfitta che brucia tantissimo. Ancora una volta il Palermo non riesce a mantenere un doppio vantaggio. La cronaca: Dionisi mette dentro Diachité al posto di Pierozzi, fuori Ranocchia, confermato Verre, in avanti ovviamente Brunori e poi Ampalo. E la Cremonese però a fare la partita, la squadra grigio-rossa gioca meglio e appare più frizzante rispetto ai siciliani imballati e senza idee. Ci prova Brunori a dare la scossa, tiro deviato e palla di poco sopra la traversa. Entra in scena Audero che salva la porta in un paio di circostanze, prima Pichel e poi Azzi. Il Barbera non gradisce, Mugugni per un Palermo poco vitaminico. Ripresa, è sempre la Cremonese a giocare meglio. Il Palermo prova a ripartire dal corridoio centrale, la partita si stappa al 56esimo, Verre in mezzo, poi Ampalo non aggancia bene ma esce un assist strepitoso per Gomez che la piazza all'angolino. 1-0 a sorpresa. Il Palermo cambia marcia, la Cremonese intanto accusa il colpo ma nel frattempo sfiora il pari con Pichel, poi Di Francesco sgasata sulla sinistra, viene messo giù da Bianchetti ed è calcio di rigore. Brunori implacabile, palla in rete, 2-0. Sembra fatta, ma che? La Cremonese torna immediatamente in gara con il gol di Azzi. Dionisi apre i cambi, ma la squadra si spegne. All'86esimo arriva il pareggio dei grigiorossi, azione confusa dentro l'area di rigore rosanero. Jonsen prende una traversa da 0 metri, sulla ribattuta il più lesto è Valoti che insacca da 2 passi, 2-2. Ma non è finita qui, Vasic non fa il 3-2 e allora ecco che al 96esimo arriva la rete di Collocolo che fa sprofondare il Palermo e manda in estasi la Cremonese, probabilmente la sconfitta più pesante di questo campionato. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.